Peter Freeman, noto giornalista professionista e autore televisivo della RAI, con la sua troupe si è recato nella nostra città qualche giorno fa per effettuare un servizio televisivo per la trasmissione La Grande Storia, dedicata al magistrato barbaramente ucciso dalla mafia Rosario Livatino. Freeman ha visitato i luoghi in cui Livatino operava, girando anche nelle zone più calde delle nostre città, dove imperversò la guerra tra la mafia e gli stidari. Anche su questo Freeman parlerà nel corso di una trasmissione che andrà in onda prossimamente, nel giorno in cui il magistrato di Canicattì venne tolto dalla vita terrena. Stiamo ricostruendo, visto che ricorrono i decennali, la storia di Rosario Livatino e del suo omicidio, la sua storia, la storia della mafia nell'Agrigentino di quegli anni. E siamo qua per girare riprese con l'aiuto indispensabile di Franco Castaldo. Ci fermiamo un paio di giorni e stiamo cercando di girare nei luoghi in cui operò. Quindi inoltre Agrigento immagino Canicattì, Palma. Canicattì, Palma, Porto Empedocle, Raccalmuto, giriamo qua, insomma la zona è questa. Livatino un grande magistrato e anche il processo di beatificazione, vi occuperete anche di questo? Il processo di beatificazione è in corso, è ormai quasi compiuto, ovviamente lo nominiamo, parleremo anche dell'omelia che fece Papa Wojtyla nella Valle dei Tempii 3 anni dopo la morte, dopo aver incontrato i genitori di Rosario. Insomma tanto materiale, no? Agrigento è materiale, anche perché non sempre abbiamo materiale video in abbondanza, quindi invece di usare soltanto il repertorio siamo scesi a girare in questa bellissima terra. Quando è che lo trasmettete? Giusto per... Trasmetteremo dunque era il 21 settembre mi pare il giorno in cui morì Livatino, dovrebbe andare o il 21 settembre stesso su Rai 3 oppure qualche giorno prima, qualche giorno dopo. Solo Livatino o vi interesserete anche di altre storie di famiglie mafiose dell'Agrigentino, non so, Palma, penso a Ribisi, ad altri? Ne parliamo perché dobbiamo parlare della guerra tra gli stiddari, perché l'omicidio Livatino fu realizzato da uomini della Stidda e quindi ci occupiamo della Stidda, ci occupiamo delle famiglie mafiose, del processo Santa Barbara e di tutte queste vicende. No, io sono con Peter, lavoro da anni con lui e quindi siamo solidali in qualsiasi scelta sia autoriale che di stile, se vogliamo usare una parola grossa. Non dimenticatevi i templi, Agrigento è anche templi. Ma naturalmente, per carità, è proprio per questo, proprio perché è una terra meravigliosa, è ancora più doloroso considerare questioni drammatiche come queste di cui Peter parlava.